Amici, questa volta siamo di fronte a qualcosa di inaccettabile. Ancora una volta il Napoli viene attaccato con parole sprezzanti e dichiarazioni che mirano a minare il valore della nostra squadra, ma questa volta si è superato ogni limite. Le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore da un noto giornalista sono semplicemente vergognose e non possono passare inosservate. Un attacco frontale, diretto, che sembra avere un solo obiettivo: sminuire il lavoro della squadra e di Antonio Conte. Ma non è tutto, gravi accuse che coinvolgono Aurelio De Laurentiis. Il presidente è stato rinviato a giudizio per presunto falso in bilancio, un caso che rischia di avere ripercussioni pesanti sulla società. Le indagini riguardano operazioni di mercato sospette, in particolare l'affare Osimhen, e la situazione è seguita con grande attenzione sia dalla giustizia ordinaria che da quella sportiva. E mentre fuori dal campo il clima si fa rovente, Antonio Conte e i suoi ragazzi non si lasciano distrarre. La squadra è concentrata sulla prossima sfida contro il Como, una gara che diventa fondamentale per mantenere il passo in campionato e dimostrare ancora una volta chi siamo. Il tecnico sta studiando attentamente le mosse per affrontare l'avversario e si profila qualche novità nell'11 titolare. Restate con noi fino alla fine per scoprire tutto questo e molto altro ancora che sta succedendo oggi a Napoli. Amici, qui non si può più stare zitti. È arrivata l'ennesima frecciata che cerca di sminuire il Napoli e i suoi meriti in questa stagione. Ma questa volta è troppo. Dobbiamo rispondere a tono a chi cerca di sottovalutare il lavoro dei nostri ragazzi. E sapete chi è stato a parlare? Ivan Zazzaroni, che si è lasciato andare a parole davvero incredibili. Solo McTominay del Napoli giocherebbe nell'Inter. Ma stiamo scherzando? È una mancanza di rispetto clamorosa verso ogni giocatore che ha dato l'anima per questa maglia e verso tutto ciò che la squadra ha costruito. Secondo lui, il Napoli non è la più forte e non è in flessione, ma è questa roba qua. Ma quale roba, scusa? Questa è la stessa squadra che ha tenuto la testa della classifica per mesi, ha affrontato avversari di livello e si è guadagnata il rispetto sul campo con il sudore e il sacrificio. McTominay è sicuramente un giocatore prezioso, ma è davvero l'unico che meriterebbe di giocare nell'Inter? E allora, dove mettiamo Di Lorenzo, pilastro della difesa e leader del gruppo? Un giocatore capace di fare la differenza sia in fase difensiva che offensiva. Un vero capitano che guida la squadra con autorità. E vogliamo parlare di Lobotka? Questo ragazzo detta legge a centrocampo con una visione e un'intelligenza tattica che farebbero comodo a qualunque squadra di vertice. E David Neres, uno dei talenti più imprevedibili e straordinari del campionato, capace di accendere ogni partita con le sue giocate decisive. Senza dimenticare Ramani, che ha costruito una difesa solida e difficile da superare, dando sicurezza al reparto arretrato. Chi conosce il calcio sa che questi giocatori sono fondamentali e che, in ogni squadra seria, sarebbero dei titolari inamovibili. E se parliamo di confronti diretti, che dire dello scontro dell'andata a San Siro? Finì 1-1, con un Napoli che tenne testa all'Inter e che, per alcuni episodi sfavorevoli, avrebbe potuto anche portare a casa i 3 punti. Un risultato che parlò chiaro sulla forza di questa squadra, ma che viene facilmente dimenticato da chi preferisce distorcere la realtà per sminuire i meriti di questi ragazzi. Zazzaroni sostiene che il Napoli sia una squadra sopravvalutata? Bene, allora mi chiedo, come può una squadra che ha dimostrato continuità, solidità difensiva e un attacco prolifico essere ridotta a roba? Abbiamo visto un Napoli che, anche quando ha avuto difficoltà, ha sempre lottato fino all'ultimo minuto. Non stiamo parlando di una squadra che si arrende, ma di un gruppo che mette cuore e grinta su ogni pallone. Eppure, queste provocazioni non fanno altro che alimentare una vecchia e stantia narrativa. Il Napoli deve essere sempre visto come una sorpresa, mai come una realtà consolidata, ma i risultati parlano chiaro. Siamo qui in corsa per lo scudetto non per caso, ma perché ce lo siamo meritati partita dopo partita, dimostrando sul campo di avere la forza per competere con le grandi. Questa non è la prima volta che il Napoli viene attaccato con parole ingenerose. Negli anni ci siamo abituati a sentirci dire che non eravamo abbastanza forti, che mancava sempre qualcosa per fare il salto di qualità. Eppure, ogni volta, questa squadra ha risposto con i fatti. Non ci sono stati regali, nessun favore arbitrale o colpi di fortuna. Ogni punto conquistato è stato sudato e meritato.
E adesso vi chiedo, tifosi, cosa pensate di questi attacchi? Siamo stanchi di sentirci dire che non siamo all'altezza? È il momento di far sentire la nostra voce, perché noi siamo il Napoli e nessuno può permettersi di sottovalutarci. Dobbiamo mostrare il nostro sostegno alla squadra, far vedere che siamo una famiglia unita, pronta a difendere il proprio onore e a spingere i nostri ragazzi verso la vittoria. Restiamo uniti e pronti a sostenere la squadra fino alla fine. Perché essere tifosi del Napoli significa lottare, resistere e credere sempre nei nostri colori. E nessuna parola di chi cerca di sminuirci potrà mai cambiare questa realtà. E ora ragazzi, le ultime informazioni che abbiamo da darvi su Como Napoli. Antonio Conte cambia ancora. La sfida contro il Como di Fabregas, in programma domenica 23 febbraio al Sinigaglia, è di quelle da non fallire. Dopo il pareggio contro la Lazio, un po' amaro vista la sconfitta dell'Inter contro la Juventus, c'è voglia di riscatto. E Conte lo sa bene. Per mantenere il ritmo scudetto serve una vittoria. Questa volta il mister sembra intenzionato a confermare il 3-5-2, che ha dato buoni segnali contro la Lazio, soprattutto grazie al tandem Raspadori-Lukaku. Raga, diciamocelo, Raspadori sembra rinato in questo modulo e sta trovando sempre più intesa con Big Rom. Se questi due iniziano a girare come si deve, ne vedremo delle belle. In difesa però potrebbe esserci una novità. Juan Jesus rischia di lasciare il posto ad Alessandro Buongiorno nel ruolo di braccetto sinistro. Una scelta che Conte sta valutando attentamente. Al centro resta Ramani, che ormai è una sicurezza, e sulla destra ovviamente il nostro capitano Di Lorenzo, che si carica la squadra sulle spalle ogni volta che scende in campo. Il centrocampo a 5 vede ancora Mazzocchi sulla sinistra, mentre cresce la possibilità di rivedere Matteo Politano dal primo minuto sulla destra. Contro la Lazio, il mister lo aveva tenuto inizialmente in panchina per utilizzarlo come arma nella ripresa, ma stavolta dovrebbe partire titolare. Politano è uno di quei giocatori che dà sempre tutto per la maglia e ha la capacità di spaccare la partita con le sue accelerazioni. Un po' di fiducia e ci farà divertire. E veniamo al centrocampo centrale. Anguissa è diffidato, ma Conte non sembra intenzionato a rinunciarci. Sarà lui a fare legna e dare equilibrio, mentre McTominay e Lobotka dovranno dettare i tempi di gioco. Certo, c'è il rischio di una squalifica in vista della sfida contro l'Inter, ma rinunciare a uno come Anguissa in un momento del genere sembra difficile. Buone notizie, intanto, arrivano dall'infermeria. Olivera potrebbe tornare tra i convocati, anche se non partirà titolare. Spinazzola invece è ancora in dubbio, ma i segnali sono incoraggianti. Recuperare queste pedine sarebbe fondamentale per le prossime settimane, quando ci giocheremo buona parte della stagione. Fabregas e il suo Como sono un avversario insidioso, ma il Napoli ha tutte le carte in regola per portare a casa i 3 punti. L'importante sarà mantenere alta la concentrazione e non sottovalutare l'impegno. Lo sappiamo bene, ogni partita è una battaglia, soprattutto quando si lotta per il tricolore. Adesso tocca a noi tifosi. Spingiamo la squadra con tutto il nostro cuore, anche da lontano, perché quando il Napoli sente il calore del suo popolo diventa inarrestabile. E allora forza ragazzi, andiamo a prenderci questa vittoria. E infine tutto quello che sta succedendo in questo momento e le ultime informazioni su questa notizia bomba. Clamoroso al mondo Napoli, De Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio. Amici tifosi, siamo di fronte a una notizia che scuote profondamente l'ambiente azzurro. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di falso in bilancio. I PM Lorenzo Del Giudice e Giorgio Rano, secondo quanto riportato da ANSA, hanno ufficialmente chiesto l'avvio del processo anche per l'amministratore delegato del club, Andrea Chiavelli. Le presunte irregolarità riguarderebbero i bilanci societari dal 2019 al 2021. I magistrati contestano operazioni legate alla compravendita dei cartellini di Kostas Manolas e, soprattutto, Victor Osimhen. L'affare Osimhen, concluso nell'estate del 2020 per una cifra complessiva di circa 70 milioni di euro, prevedeva il trasferimento in Francia di alcuni giocatori del settore giovanile del Napoli, Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri, e del portiere Orestis Karnetzis. Tuttavia, le valutazioni attribuite ai giovani azzurri sarebbero state considerate sproporzionate rispetto al loro reale valore di mercato, sollevando i sospetti della procura. Va ricordato che nel 2022 la giustizia sportiva aveva già preso in esame l'operazione Osimhen, decidendo di prosciogliere sia De Laurentiis che il Napoli da ogni accusa.
Il Tribunale federale non aveva riscontrato alcuna prova di plusvalenze fittizie o di comportamenti irregolari nel bilancio del club. In quell'occasione, invece, la Juventus fu pesantemente sanzionata per una serie di operazioni sospette che portarono alla penalizzazione in campionato e all'esclusione dalle competizioni europee. Dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Napoli, i fascicoli furono trasferiti a Roma, dove l'inchiesta ha preso una nuova piega. A novembre 2024, gli avvocati di De Laurentiis avevano dichiarato pubblicamente che il loro assistito era pronto a collaborare con la giustizia per fare piena luce sulla vicenda. De Laurentiis, dal canto suo, aveva ribadito la solidità economica del club e sottolineato che il Napoli non aveva alcun interesse a creare artificiosamente plusvalenze. Adesso si attende l'avvio del processo, che potrebbe avere ripercussioni non solo sul piano legale, ma anche su quello sportivo. In caso di condanna, De Laurentiis potrebbe dover affrontare sanzioni personali, ma anche il club potrebbe essere soggetto a nuove indagini da parte della giustizia sportiva. Tuttavia, è importante sottolineare che il presidente ha ancora tutto il diritto di difendersi e di dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati. Questa notizia ha già fatto il giro del mondo calcistico e sta creando grande dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Se da una parte alcuni chiedono chiarezza e trasparenza totale, dall'altra molti sostengono il presidente, ricordando quanto abbia fatto per portare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo. In un momento così delicato, l'unica certezza è che la squadra dovrà restare concentrata sul campo e sulla corsa al vertice del campionato. Le distrazioni esterne potrebbero rivelarsi un ostacolo, ma il cuore azzurro ha già dimostrato di sapersi rialzare e combattere contro ogni avversità. Grazie per l'attenzione tifosi azzurri e alla prossima con maggiori informazioni su tutto quello che succede in casa Napoli. Forza Napoli sempre e tutto per lei!